Marina Scalotto. Detto giusto? I precari sono Coco Pro, Coco Co, partita IVA ma con un unico committente da anni, lavoratori interinali, lavoratori a chiamata, lavoratori giocoforza in cooperativa. I lavoratori della cultura sono in molta parte precari di questo tipo e in molta parte donne. I premi incentivanti di fine anno, per fortuna, non si dividono mai con i lavoratori precari. Quasi tutti i precari non hanno diritto ai buoni pasto. Più categorie di lavoratori precari ci sono e meglio è, così non si possono sindacalizzare. Molti precari non hanno mai avuto né tredicesime né quattordicesime. Nelle aziende all'avanguardia, per far meglio quadrare i bilanci, i contratti dei precari scadono tutti prima delle vacanze di Natale o prima delle vacanze estive. Così i lavoratori non solo non hanno tredicesima e quattordicesima, ma non ne hanno neanche un compenso. Le precarie è meglio che non restino incinte. I precari non possono votare per le RSU. Un precario è meglio che comunque non si faccia vedere alle riunioni sindacali nazionali e se proprio vuole partecipare è meglio che non parli. I precari è meglio che non facciano politica. I precari, se stabilizzati, potrebbero fare concorrenza a chi aspetta da anni un passaggio di livello. I precari, dopo 10-15 anni nella stessa azienda, si convincono di essere liberi professionisti per non sentirsi troppo frustrati e si convincono che è meglio avere orari flessibili e essere lasciati a casa a intermittenza. Peccato che quando si viene lasciati a casa non ci sono poi soldi per fare nulla, anche perché i collaboratori a progetto sono tra le categorie di lavoratori più tartassati dal fisco. I precari avranno certamente pensioni da fame, se le avranno. Se un precario si ammala seriamente è meglio, se vuole mantenere il posto, che non lo faccia sapere a nessuno. Un precario a progetto spesso fa lavori che richiederebbero una presenza stabile, ma non lo può dire. I beni culturali sono l'oro di questo paese, ma in Italia non è detto che a questo genere di lavoro si possano dedicare i più capaci, ma spesso i più raccomandati o quelli che hanno i genitori che si possono permettere di contribuire al sostentamento Nei paesi asiatici e scandinavi in questi anni si è investito massicciamente nella selezione e nella formazione degli insegnanti e il ministro Duncan dell'amministrazione Obama va sostenendo che se un insegnante sta facendo un buon lavoro con i suoi studenti non sarà mai pagato abbastanza. Da noi invece il ministro Brunetta si è preoccupato di far approvare una circolare che consente ai dirigenti scolastici di intraprendere azioni disciplinari nei confronti di insegnanti che osino criticare la riforma della scuola. Una legge che rende pressoché impossibile ai precari rivalersi nei confronti dei datori di lavoro. I precari non possono leggere questo elenco perché ora molti contratti stanno scadendo e l'anno prossimo i loro contratti potrebbero sparire. Questo è il motivo per cui questo elenco ve l'ho letto io, che non sono precaria, sono un insegnante anche in pensione. Qualcuno potrebbe pensare: beh, lei non ha niente da perdere, e invece ho molto da perdere se dopo tanti anni di battaglie, di lotte politiche e sindacali non riesco a contribuire a cambiare questo paese. Maria Chiara Tosi. Allora, io provo a parlare di città e territorio. A me pare che nell'esperienza quotidiana di abitare la città e il territorio
nostro paese. Ciò che emerge con sempre maggiore forza, con sempre maggiore evidenza, è la fatica con cui facciamo questo, il grandissimo sforzo che ci viene richiesto per abitare. La città e il territorio sempre più si dimostrano ostili nei nostri confronti e questa ostilità la possiamo misurare nell'esperienza quotidiana che facciamo. Possiamo immaginarci un bambino che va a scuola da solo, a piedi, o che cerca di raggiungere un parco se e quando c'è, o che cerca di raggiungere gli spazi collettivi se e quando ci sono. I bambini sono forse la categoria più invisibile in questo momento nelle città e nei territori italiani e questo dovrebbe farci riflettere. Ma questa ostilità la possiamo misurare molto bene e nel Veneto è stata misurata molto bene nelle settimane passate, quando purtroppo piove un po' di più, piove forse un po' troppo e improvvisamente ci accorgiamo che il territorio e la città sono fragili e sono sottocapitalizzati perché le politiche territoriali che si sono fatte non hanno pensato a questo. Oppure quando purtroppo a ogni nuovo terremoto questo ci coglie impreparati, come se fosse la prima volta. La città e il territorio però sono i luoghi concreti in cui si possono misurare le geografie dell'ingiustizia, le strutture spaziali del privilegio. Sono i luoghi in cui si formano i diritti di cittadinanza. Detto diversamente, ciò che a me sembra che in questo paese sia stato dimenticato per troppo tempo, quasi cancellato, sono le ricadute che i modi in cui organizziamo la città e il territorio hanno sulla nostra vita quotidiana, sulla crescita delle diseguaglianze, sul degrado dell'ambiente, sulle possibilità di convivenza tra diversi e quindi sull'affermazione dei diritti di cittadinanza. Ciò che la quotidianità ci sbatte in faccia con una forte violenza, con un vento gelido, e oggi mi sembra che calzi questa affermazione, è la sottocapitalizzazione delle nostre città e dei nostri territori, la povertà di infrastrutture dedicate a garantire benessere collettivo e non comfort individuale. Ma non è di grandi infrastrutture collettive che parlo, anzi, queste a me sembra che in Italia siano state usate come delle astuzie utili per spostare l'attenzione di tutti da un problema assai più rilevante, pervasivo, che investe il nostro paese, che investe il Veneto in maniera forte. Si tratta dell'assenza di un reticolo minuto di spazi, servizi e attrezzature capaci di trasformare estese periferie, sequenze interminabili di case e capannoni, in spazi abitabili, in territori abitabili, dove risulti meno faticoso e meno ostile vivere, per tutti i suoi abitanti. Ecco, di questo il Veneto e l'intera Italia credo avrebbe grande bisogno, di un progetto tanto pervasivo quanto estesa e diffusa è stata la sua urbanizzazione, di innumerevoli interventi di riqualificazione che, a partire da un nuovo patto tra pratiche sociali, processi economici e forme dello spazio abitabile, siano in grado di ricostruire una trama di beni comuni, un grande progetto di welfare urbano e territoriale. In sostanza, di un grande piano di piccole opere, un grande piano di welfare urbano e territoriale che ci proponga di manutenere, di fare operazioni di manutenzione della città e del territorio, non scordandoci, come avviene qua a Venezia, e prima Gianpietro ce lo ricordava, che oltre al Mose che ci protegge dalle acque alte eccezionali c'è bisogno di interventi di manutenzione, di estesi interventi di manutenzione, di un grande piano di piccole opere di manutenzione che riconosca tutto il valore e l'importanza all'intervento ordinario. O come più in generale avviene nel Veneto, e le inondazioni, gli allagamenti degli ultimi tempi ce lo dicono, dove la manutenzione idraulica e idrogeologica del territorio, del paesaggio, è stata completamente abbandonata, è stata azzerata dalle politiche territoriali. E non dimenticandoci che riprendersi l'ordinarietà significa
investendola di un progetto forte, significa sottrarre buona parte del territorio dall'esercizio di poteri speciali, straordinari, dalla continua proliferazione di stati di eccezione che i commissari, col loro agire in deroga, sempre in deroga, producono. Un'ultima riflessione, con questa chiudo. Riforme mobili, welfare positivo, alcuni hanno parlato in questi termini. Ciò che sicuramente è necessario è immaginarsi che questo grande progetto di piccole opere di manutenzione coinvolga i cittadini e li trasformi da individui passivi in soggetti attivi, soggetti che riescono a farsi carico dei problemi del territorio. Se pensiamo ai rifiuti, alle energie rinnovabili, alla salvaguardia idraulica, alla necessità di pensare a cicli chiusi dell'acqua e della produzione e consumo di alimenti, alla costruzione e presidio degli spazi collettivi, risulta del tutto evidente la necessità di questa trasformazione in cittadini responsabili che contribuiscono alla realizzazione di un grande progetto territoriale che deve mirare alla ricapitalizzazione delle nostre città, alla costruzione di reti di beni comuni. Ma in fondo ciò che deve cambiare in Italia è l'idea che la città e il territorio non siano solo una collezione di problemi e di spese, ma siano invece delle grandi opportunità, delle opportunità e possibilità per un'innovazione nel modo di formare diritti di cittadinanza e dove il diritto allo spazio, alla città e al territorio è uno importante. Grazie.